Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Oggi è mercoledì 17 febbraio, iniziamo l'edizione odierna come sempre dando i dati sul coronavirus che fanno registrare in totale 40.329 casi di positività al Covid-19. Nelle ultime 24 ore l'unità di crisi regionale fa registrare altri 66 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti poco più di 707.000 tamponi. L'incremento complessivo è di 3.341 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi, tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dell'1,9%. Si registrano altri 7 decessi, mentre sono 311 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi. Sono invece 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.491. I guariti sono complessivamente 25.201, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 223. Sul territorio dei 40.329 casi positivi complessivamente accertati, 9.457 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.463 nel sud Sardegna, 3.428 a Oristano, 8.040 a Nuoro e 12.941 a Sassari. E si continua a dibattere sul cosiddetto Travel Pass Covid in Sardegna. Ci sono le parole del presidente della regione Solinas al premier, che dovrebbe avere la fiducia in questi giorni, Mario Draghi. Dice: dopo alcuni mesi dalla seconda ondata, la Sardegna sta spegnendo nuovamente i focolai della pandemia, ma abbiamo bisogno di controllare gli accessi per evitare che ci sia una nuova ondata. Spero che il nuovo governo, in questa occasione, sia al fianco della Sardegna e dei sardi per garantirci salute e benessere. Con queste parole, affidate a un video, il governatore della Sardegna, Cristian Solinas, rilancia l'idea di passaporto sanitario oppure un certificato di negatività o di vaccinazione in vista della stagione estiva nell'isola, facendo appello proprio all'esecutivo Draghi. I fatti ci stanno dando ragione, osserva, quella che è stata tacciata per essere un'idea bislacca del presidente della regione Sardegna è diventata una linea di tendenza internazionale e numerosi stati, dalla Nuova Zelanda alla Grecia fino alle Canarie, hanno applicato l'idea del passaporto sanitario. E parliamo di moda. Per presentare la nuova collezione 2021, lo stilista algherese Antonio Marras, nella foto, punta una volta di più sulla territorialità, questa volta non solo attingendo la sua ispirazione dalla tradizione sarda, ma puntando i riflettori sulla reggia nuragica di Barumini, sito archeologico tra i più importanti in Europa. Il messaggio è semplice ma potente, quello di una Sardegna unica e irripetibile, una Sardegna come l'isola di Pasqua, come il Machu Picchu, lo Stone Age e Angkor Wat. Una sfilata, uno short movie, un video con un cast e una crew quasi interamente sardi, con l'intento di dimostrare che in Sardegna si è in grado di realizzare eventi con risorse locali degni dei grandi show di Milano, Parigi e New York, anche grazie alla partnership con la Fondazione Sardegna Film Commission della Regione e il sostegno di Sardegna Teatro, Fondazione Barumini, Sistema Cultura e del Comune di Barumini, che hanno aiutato a trasformare questo sogno in realtà. Il video sarà mandato online durante la Milano Fashion Week, dove clienti, giornalisti, stylist, influencer e addetti al settore più importanti del mondo della moda potranno vederlo a partire dal 26 di febbraio. Si realizza quello che ho sempre perseguito nel mio lavoro, quello che ho sempre sostenuto. La moda è alchimia, racconta Marras, riunisce e racchiude tutto ciò che amo: cinema, teatro, danza, musica, letteratura, storia e stracci. A Sunuragi, la reggia, luogo sacro e magico costruito dai miei avi 4.000 anni fa, ho ambientato la mia nuova storia dedicata alla mia terra, generosa e fertile di idee. Il complesso nuragico di Barumini è fra i 55 siti italiani inseriti dall'UNESCO nella World Heritage List, poiché comprende l'esemplare meglio conservato di tutti i nuraghi sardi, importante testimonianza di come la comunità preistorica abbia saputo realizzare in modo fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche costruttive dell'epoca.
La Regione intende promuovere con forza il carattere identitario delle sue produzioni, della sua cultura millenaria e del suo territorio anche attraverso manifestazioni di riconosciuto prestigio come questa che si appresta a realizzarsi nello scenario unico di Marumini. Queste le parole del presidente Solinas. Riteniamo che un evento internazionale di questa dimensione possa contribuire a proiettare l'immagine suggestiva della nostra isola nel mondo. Questa manifestazione, che ha come protagonista la straordinaria testimonianza della civiltà nuragica, valorizzata dal talento creativo di uno degli ambasciatori più celebri nel campo della moda, rappresenti un segnale di speranza e ottimismo, nonché un positivo impulso al turismo nella nostra isola. E dopo questa bella notizia, ancora un'altra bella notizia con la linea Matteo Bruni. Ciao a tutti amici di Sardegna Rosso Blu, eccoci di nuovo qua, questa volta però per darvi un consiglio e farlo anche che valga in qualche modo per tutto il resto del popolo del web. Abbonatevi a Sardegna Rosso Blu, iscrivetevi e anche voi avrete questa tessera che vi darà la possibilità di approfittare di vantaggi, di benefits, ma soprattutto di sostenere i progetti web di Sardegna Rosso Blu, le aziende che vogliono investire su Sardegna Rosso Blu, in Sardegna, in Italia e nel mondo. Quindi vi aspettiamo, sono solo 10 euro, che ce vo'. Un abbraccio a Matteo, andiamo avanti e parliamo del consorzio Costa Smeralda che migliora i collegamenti pedonali nelle aree consortili con la realizzazione di 2 nuovi marciapiedi. I lavori riguardano un primo marciapiede lungo 800 metri tra Cala di Volpe e il bivio di Lisciaruia, un secondo già iniziato nel 2020 tra Cala Grano e Capoferro. Le nuove opere dovrebbero essere ultimate entro aprile e andranno a completare quelle già concluse negli anni passati, consentendo così di percorrere 9 km di area completamente pedonalizzata. Tutto questo rientra in un percorso importante che prevede, oltre alle opere di pedonalizzazione, anche la realizzazione di piste jogging, isole ecologiche interrate, attività finalizzate a migliorare le performance ambientali nella gestione della mobilità, dell'acqua e dell'energia. L'impegno nei confronti dell'ambiente costituisce uno dei pilastri importanti del consorzio, ha evidenziato Renzo Persico, presidente del consorzio Costa Smeralda. Desideriamo continuare sulla stessa strada tracciata dal fondatore Aga Khan, che già negli anni 60, ben prima dell'avvento di qualsiasi normativa istituzionale, aveva creato un regolamento edilizio che prevedeva costruzioni a basso impatto ambientale e valorizzazione degli spazi verdi, per lasciare inalterate le naturali caratteristiche del territorio. E parliamo di arte. È stata posizionata ieri pomeriggio nei giardini antistanti la Biblioteca Distretto Biomedico Scientifico Cagliari alla Cittadella Universitaria di Monserrato una scultura in marmo dell'artista Anna Saba, lo vedete nella foto. Mater, questo il titolo dell'opera, è stata realizzata nel 2004 e donata all'Ateneo nel 2020. Anna Saba ha sviluppato una ricerca plastica in direzione non figurativa, ha spiegato Rita Pamela Ladogana, docente di storia dell'arte presente ieri all'installazione con l'artista, prediligendo l'uso del marmo. L'opera si inserisce nella produzione delle grandi sculture che l'artista ha realizzato con i marmi provenienti dalle Alpi apuane. Il materiale è plasmato secondo forme evocative della natura e a seconda delle prerogative originali della pietra. L'opera evoca con la sua monumentalità un profilo roccioso modellato dal vento e dagli agenti atmosferici. Il dono della scultrice, ha concluso la docente, arricchisce ulteriormente il patrimonio storico-artistico dell'Ateneo. Il riferimento è alla recente donazione di Italo Antico e alle tante opere d'arte disseminate in numerosi locali e spazi aperti proprio dell'Università di Cagliari. Era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io non posso far altro che augurarvi una buona giornata e continuare a seguire i programmi di Sardegna Rosso Blu. Buona giornata a tutti.